Noi stiamo facendo un grande lavoro chiudendo le luci, avendo chiuso anche le luci delle gallerie, così per il momento solamente nel mese di settembre abbiamo già fatto un risparmio di oltre 100.000 euro. È chiaro che questo ci sta comportando sul bilancio comunale una cifra enorme. Alla fine, in previsione, nel 2022-2023 abbiamo più di 3 milioni di euro soltanto tra luce ed energia. È chiaro che questo, tra luce e riscaldamento, è chiaro che questo dobbiamo trovare delle soluzioni per far sì che questo diminuisca notevolmente. Vediamo anche se per caso lo Stato decide definitivamente di lasciare l'ora legale oppure di cambiare l'ora normale solare, che anche questo inciderebbe sulla luce. Confidiamo intanto sul fatto che dobbiamo essere veloci nella risoluzione dei problemi e uno dei problemi più grossi che noi abbiamo è quello di rendere autonoma la città di Belluno dal punto di vista energetico. Per fare questo occorrerà del tempo. È chiaro che le bollette arrivano ogni mese e i tempi di realizzo di queste cose, di queste opere qui, e perciò fotovoltaico, perciò energia anche alternativa tipo idrogeno e così, hanno dei tempi un po' più lunghi. Vorremmo cambiare tanto tutte quante le luci a LED della città, anche questo potrebbe esserci un altro risparmio di un 50%, ma sono tutti costi e spese che noi dobbiamo cercare di trovare le soluzioni per affrontarle, perché il bilancio del Comune oggi non è in grado di affrontare queste spese, perciò dobbiamo trovare finanziamenti e logicamente anche soluzioni alternative che ci sono.